Amore, hai visto come sono belle queste signore? Sì. Guarda questa. Queste. Che dici? Ti va di essere belle come loro? Guarda un po'. Rosa, giallo. Che dici? Quale ci mettiamo? Quella verde. Verde. Stavo pensando. Che ne dici se tagliamo i capelli corti? Tanto ormai abbiamo queste. Sempre spenta, ma che si sente? La mamma si chiedeva col cuore affranto. Era un sabato sera, traffico e pianto. Fu portata in ospedale, cominciò il tormento e davanti una preghiera a vita che sta creatura, dagli la mano, madre bella, dagli la mano, è piccola ancora, non ha fatto alcun male. Dagli la mano, madre cara, dagli la mano. Si era detto fosse un male leggero, nessuno sapeva, nessuno credeva. Pugnalai nell'anima mia, quando dissero è leucemia. Tagliatele i capelli, così consigliarono, gli eviteremo il trauma di veder che cadono. E davanti a una preghiera a vita che sta creatura, dagli la mano, madre bella, dagli la mano, è piccola ancora, non ha fatto alcun male. Dagli la mano, madre cara, dagli la mano. Si era detto fosse un male leggero, nessuno sapeva, nessuno credeva. Pugnalai nell'anima mia, quando dissero è leucemia. Nessuno sapeva, nessuno credeva. Pugnalai nell'anima mia, quando dissero è leucemia. Gaia, 3 anni, quella sera stava male, fu portata in ospedale. Era sabato, c'è stivo traffico, la partita a distanza diventa lunga, diventa infinita. Che la mamma si è venuta incontro a un'amica che esclamò quicca che ci facite. Stuppa Gaia, mamma dice, pure Gaia no, gridò l'amica ad alta voce. Che succede, gioia mia, che tira, mamma dice a piccerella. Mentre in tuo corridoio passano creature pallide e senza capelli. Terapia d'urgenza, reparto oncologo, leucemia spiegherà il primario insieme al psicologo. Preleveremo liquida al midollo,
Straziata e addolorata sta mamma ebbe un crollo. Manolo, suo cugino, nel buio di quei giorni accominciai a dargli i capelli alla piccerella e ci raccontava storie una miracolosa maronnella. Diceva vedrai te fa sta buona, che creatura come te se voglio bene. E poverella, ma regina, e un giorno viene con me a davere a vicina. La troverai dipinta al centro di un altare. Ci promettimmo insieme che ci portammo una bandiera. Ma Gaia rimaneva una guerriera rintano lattina. Io tuttora consigliavo a mamma ci fanno fratellina. Per la compagnia, per rendere il percorso meno drastico. Sfortuna vuole che il cristiano nasce autistico. Sta mamma non credeva a niente di più e Salvatore il suo compagno diceva non t'arrendere proprio tu. E promettette a Maronnella che si stendeva manti grazie e vuole a Gaio Piccerilla cagnava vita, si dedicava a chiesa e lasciava certi strade. E settembre festività Santa Maria, cavalleggeri d'Aosta via Giuseppe Testa. I battenti l'associazione tutta si prepara a festa. Ci sta tutto quartiere, ci sta pure Manolo che aspetta che bandiera. E l'epilogo finale che sta storia Gaia sta per raggiungere un traguardo della vittoria e che la bandiera ci ha portato santuario. Questa è la storia di una bambina affetta da leucemia. Mamma, possiamo portare anche Camilla? Aveva creato un universo magico per sua figlia. Le aveva raccontato che i macchinari della TAC erano delle navicelle spaziali e che le pillole che prendeva le avrebbero permesso di volare nello spazio. Questo è un cielo proprio speciale e lo possiamo vedere soltanto io e te. Vedi Camilla?